è stato uno di quelli che aveva speso la vita per costruirsi la macelleria a Codissano. Questo negozio appunto che dava sostentamento alla sua famiglia. Sì, ma poi con il cantiere lui ha trovato un po' la fortuna perché c'era la possibilità di fornire la carne per tutti gli operai del cantiere. Puoi immaginarti, ha trovato il suo da fare. Lui era un ragazzo che era andato a lavorare fino a Cortina a fare il macellaio. Perché era vita, il cantiere dava vita, era un bel avvenimento che avveniva. Ma dava la possibilità di avere uno stipendio, non queste miserie che tiri su lavorando i campi, questa povera agricoltura. Con gli aratri, con i buoi, senza figurati, trattore. Cioè, figurati in montagna, a sfalciare a mano fino in alto, per giù, gerle di fieno grandi sempre che potevi ammazzare giù per il dirupo. rozzolare No? giù. Hai capito? Ma vedi, Giuseppe Vazza, per esempio, è terribile perché lui è stato zitto per tanti anni, tanti anni. Si è portato dentro di sé Ma queste. perché sono cose che non puoi raccontare. Non puoi raccontare. Hai sentito prima la Mariuccia che diceva che hanno trovato una ragazzina per farla rinvenire e gli è andato la grappa. Sì. Io nel 2003 ero su con i miei figli che erano ancora piccolini, uno aveva 11 e uno 8 anni, e io vado su con i miei figli a Longarone e trovo un alpino con tanto di cappello, E la penna. con la penna, che smonta dal suo camper e comincia a parlarmi che lui c'era, che lui era in caserma, stava facendo il servizio di leva a Belluno, che è una delle grandi caserme di Belluno, e mi dice che quella notte vanno a letto, sono già tutti con le luci spente, già tutti che dormono, e il 9 ottobre li svegliano, alle 11 di notte li svegliano improvvisamente, lui pensa a uno scherzo, all'esercitazione, ci caricano su in fretta e furia sul camion, ci portano avanti, a Fortogna non c'è più la strada. A Fortogna. I fari del camion, Non trovano nulla. Non c'è più niente. Allora fermi lì sui camion smontati ad aspettare l'alba per vedere. Raccapezzarsi, Perché insomma, li hanno capire. chiamati, ma pensa sti ragazzi di 19 anni, gente che sta facendo la leva e si trovano a camminare. E noi abbiamo sui ancora i cadaveri. denti da latte a 19 Hai anni capito? adesso. Hai capito? Adesso fa la maturità a 19 anni. Questo a 19 anni si è trovato a camminare sopra i cadaveri. Allora non sono cose che puoi raccontare. Sono cose che ti e se le forgiano. racconti fanno male, Scalpore. fanno rabbia, fanno disperazione, hai capito? Non è facile raccontare una cosa del genere. Giuseppe Vazza ci ha messo 50 anni a prendere in A mano, esternare. a convincersi a scrivere, hai capito? Un po' come mi viene in mente adesso, saltiamo di palo in frasca, Perlasca, Giuseppe Perlasca, sì. che è di Padova, è sepolto a Maserà di Padova, e nessuno ha saputo mai quanti ebrei ha salvato in Spagna, mi sembra, in Ungheria. Si è finto console. Ecco, si è finto console in Ungheria. e sono venuti a Padova a trovarlo proprio questi ebrei che l'hanno dichiarato anche lui un uomo giusto tra i giusti, e da lì è nata tutta la storia, che poi Giovanni Minoli Mixer lo ha intervistato e da lì è venuto fuori Perlasca, ma era già in tarda età, perché appunto sono quelle cose, sono un obbrobrio dell'umanità che forse vogliono essere tenute nascoste. Guarda, adesso lo so che il tema è sbagliante, però proprio per similitudine Pietro Riello, che è stato catturato l'8 settembre sulle isole dell'Egeo, lui aveva fatto la scuola come voi di trasmissioni, telecomunicazioni, marconista, come avete fatto voi, quindi lui durante la guerra era lì sulle isole dell'Egeo a fare i ponti radio, capito? E l'8 di settembre i tedeschi gli dicono: tu vuoi combattere con noi? No, e lo prendono e lo portano in campo di concentramento. Lui dal campo di concentramento non ha mai detto niente per 30 anni. 30 anni. Si è tenuto in serbo questa cosa. Ma perché? Perché sono cose che è inutile raccontare. Sono orrori così grandi. È vissuto in prima persona che gli altri non possono capire. Primo ti vergogni di essere stato umiliato in quella maniera. Ridotto a meno di un uomo, meno di un animale. Una larva. Una larva, hai capito? Sono vergogne da un lato.